Parte con il botto la 7ª edizione del Rock and Doc, appuntamento musicale a Noventa di Piave. Vediamo il servizio di Elisa Borri. Grande appuntamento musicale in corso di svolgimento al Parco Nord di Noventa di Piave. Venerdì scorso, nella giornata inaugurale, sono state oltre 4.000 le presenze in quella che è stata la Serata del Fuoco, danze trimbali, jambé e spettacoli di fuoco. Siamo qui con Gabriele dello stand San Gabriel della famosa birra. Come va questa serata? Ma è una serata straordinaria, è pieno di giovani che hanno voglia di divertirsi e gli spettacoli sono all'altezza della situazione, direi. La birra più buona di questa serata? Ma senz'altro è l'Ambra Rossa, la birra Radicchio. È una birra della nostra terra che i giovani apprezzano molto. Stasera musica, fuoco, jambé, di tutto insomma. Assolutamente sì, naturalmente si beve sempre con moderazione, però noi puntiamo alla qualità e offriamo dei prodotti artigianali, prodotti proprio con dei prodotti agricoli della nostra terra. Ad esempio? Ad esempio il radicchio di Treviso, come dicevamo, anche se qui siamo a Venezia, però il radicchio ha dato alla nostra birra un gusto, un aroma che ormai è inconfondibile, la stiamo esportando anche all'estero e quindi portiamo nel mondo il valore e questa la grande peculiarità dei prodotti veneti. Ma cosa state facendo voi? Che tipo di lavoro? Ti stiamo facendo un'intervista su questi splendidi mojiti che si fanno con La menta, e lo zucchero e il lime. sweet and sour. No, non si va. Non ce lo Non metti? si va, ma nel mojito non si va il sweet and sour. Nel mojito si va il lime e lo zucchero di canna e va tutto pestato. Ma tu stai facendo questo perché vuoi sapere la ricetta del mojito, vero? Certo. Ah, ok, grazie. Ma io voglio sapere da te come stai trovando questa serata. Ma mi sto divertendo un sacco, c'è una temperatura molto bella. Serata musicale? Ma c'è musica. Perché c'è la musica stasera? Più o meno. Non l'ho sentita. Come l'hai trovata? Bene, siamo appena arrivati, bene. Piace? Bello, sì, prima volta, ma bene. Fuochi? Sì, bella. Stavo aspettando per le lanterne che dovrebbe esserci il lancio se non sbaglio. A 5 minuti? Ecco, allora aspettiamo. Carica. È fatta? Tra i prossimi appuntamenti, lo Sby Night di sabato 23 e lo ska veneziano dell'intramontabile Sir Oliver Scardi domenica 24.